Io mondo un po' di tempo fa avevo scritto una canzone che non canteremo questa sera. Sarò l'unico che non ha... No, ma c'è un motivo, perché noi l'abbiamo scritta, scrivemmo per farla cantare ad altri cantanti. Allora, negli ultimi tempi, quando poi tu non lo sapevi, questa era una sorpresa, quando è stato organizzato da Anna Maria, ha detto Anna Maria, guarda, non ce la facciamo in tempo, perché tra varie cose io non sono riuscito a prepararla, ma non ha importanza, l'importante è che funziona e tu lo sai molto bene. E questo, però voglio mangiare te, con una bellissima canzone, c'è il maestro Rosario Altanese, Rossa? È importante? No, per distinguerci con la trama. Con un bellissimo pezzo di Libero Bovio, che è un grande poeta, importantissimo, ma Serena e Margellino è una bella canzone quella che noi abbiamo fatto, assolutamente. Questa si chiama A Serenata e poi ci possiamo togliere. Cos'è? Un po' di tempo che lo suoniamo insieme, ma non è importante. Sto aspettando questo mandolino, l'ora che ce la sanno tra salute, ti sto aspettando da un giardino, per non fa sapere che so sempre piacere che scusa a te. Che si alluca a gente che non sa niente può sentire te voglio bene. Sotto questo piacere ti infamità, ti voglio tanto bene, ti voglio tanto bene, tu dici zitto, 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 che si alluca a gente che non sa niente può sentire te voglio bene. Tale
bellissimo collaborare e cantare sempre insieme agli altri, è una cosa che la trovo straordinaria, la jam session secondo me è la vita del musicista. Allora facciamo una cosa, veramente credetemi, anche questa non era preparata, come non è preparata con i ragazzi neanche quella che vorrei fare adesso. Io l'ho detto prima, ho detto se riusciamo, ma riusciamo sicuramente. Li vuoi chiamare? Una la Muina e l'altra Napoli. Poi il titolo è perfetto, prima la Muina, diciamo una bella Muina, tranquillo. Ecco qua, perfetto, viva la gioventù, che bello. Ragazzi, in minore ci facciamo una bella luna rossa, vai!
più all'orchestra, perché Mario, lo vogliamo dire, era improvvisata questa, ed è stata veramente un'altra sorpresa. No, grazie, e questo vi dicevo, come dicevo prima, sono le cose più belle e poi ti fanno vedere veramente quando c'è loro sono molto molto giovani, ma c'è la stoffa e non si perdono in niente, che qualcuno ti ha detto no, stato quieto, non esiste, ma amore ti ci vai a fare una brutta figura, non sappiamo mai, loro sono stati goliardici e hanno detto non ti preoccupare, tranquillo,